Decreto riapertura, il governo lo riprenda in mano e consideri le linee guida che erano state presentate dalle regioni, così il presidente del Veneto Zaia, pressing dei governatori. Un decreto che nasce zoppo, secondo baristi e ristoratori, incompleto e inefficace, fa discutere il coprifuoco confermato alle 22, il timore è che rovini l'estate. Il virus circola tra gli studenti mentre sono crollati i positivi e i decessi nelle case di riposo. I dati forniti dall'assessore alla sanità della regione Emanuela Lanzarin, visite nelle RSA, presto un piano. Una neonata è morta nella notte all'ospedale di Montebelluna dopo il parto. I medici hanno tentato di rianimarla ma senza esito. L'ULSS 2 ha disposto l'autopsia. 450.000 euro di reddito di cittadinanza intascati abusivamente da 78 persone di Padova e dintorni, non avevano tutti i requisiti previsti, ora dovranno restituire i soldi. Nuova manifestazione oggi dei dipendenti aeroportuali davanti all'aeroporto di Treviso, riunite le sigle sindacali, una crisi dicono scaricata sulla pelle dei lavoratori. Telefonata di Papa Francesco al cappellano dell'ospedale di Schiavonia. Da mesi il sacerdote padovano è al fianco dei sofferenti per il Covid, aveva scritto una lettera al pontefice. Ben ritrovati con il telegiornale del Veneto. In primo piano il decreto riapertura, il governo lo riprenda in mano e riconsideri le linee guida che erano state presentate dalle regioni. Così il presidente del Veneto Zaia nel quotidiano Punto Stampa. Intanto i numeri dell'epidemia in Veneto sono da giallo, colore che appunto da lunedì farà scattare le riaperture. Ci vuole una ratio per leggere un decreto. Bisogna che tutto abbia un senso, no? All'indomani del nuovo decreto del governo sulle riaperture, che ha visto l'astensione della Lega e la rovente polemica con le regioni, il presidente del Veneto torna sulle questioni oggetto della frattura. Scuole con presenza minima in classe del 70% degli studenti alle superiori e coprifuoco alle 22. Zaia, definendo sacrosanta e giusta la posizione della Lega, chiede al governo che vengano rivalutate le linee guida presentate dalle regioni. Ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma, un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea. Una revisione del decreto è quello che Zaia chiede al governo a partire dal coprifuoco alle 22 che rischia di azzoppare la ripresa del turismo. Noi mettiamo a rischio la nostra stagione turistica e non esiste, non esiste. Per come vi ho detto ieri, il cliente ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Zaia auspica che il premier Draghi riprenda in mano il dossier sulle riaperture elaborato dalle regioni, condiviso con comuni e province al di là delle appartenenze politiche. Io lascerei alla politica discutere questo, noi guardiamo in faccia la realtà, le istanze delle regioni non sono state colte, punto, che hanno colore politico variegato, da destra a sinistra. Intanto i numeri dell'epidemia in Veneto sono in miglioramento, l'indice RT è a 0,71, l'incidenza a 126,8, i tassi di occupazione negli ospedali sotto la soglia massima sia in area non critica che in terapia intensiva. Quindi noi siamo di fatto, a meno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Domani l'ufficialità, ma già i numeri di oggi danno per certe in Veneto le riaperture da lunedì. Lunedì dunque con ogni probabilità il Veneto tornerà in giallo con le previste riaperture. Siamo andati in centro a Mestre per capire come si sta riorganizzando per la ripartenza il settore della ristorazione. Sono felicissima di poter riaprire. I dubbi sono 1700, perplessità abbastanza. C'è un unico problema. Se durante il servizio arriva un acquazzone, cosa facciamo? Gli portiamo un asciugamano? Il nuovo decreto riapertura è inefficiente, soprattutto inefficace e zoppo rispetto alle misure anti-Covid, alle questioni sociali e in primis alle condizioni di lavoro. Questo è in sintesi il pensiero corale di ristoratori e baristi del centro di Mestre. Ma soprattutto il problema è quello di aprire e di poter fare servizio solo all'aperto. Se piove, cosa facciamo? Ogni giorno guardiamo il cielo e decidiamo se aprire o non aprire? Schegge contraddittorie di vita quotidiana chiaramente visibili qui nel contesto della ristorazione. C'è chi avendo il plateatico ha già apparecchiato il locale, posizionando sedie, tavoli, tavolini, ombrelloni e gel, e chi, all'opposto, tiene ancora il tutto incatenato e coperto, sebbene già all'esterno del locale. Abituati, dicono, ad imprevisti prevedibili.
Diciamo che l'anno scorso ci hanno fatto riaprire il 18 maggio, adesso ci fanno riaprire 20 giorni prima, però l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di portare dentro la gente. Allora, ci diano delle regole dure, mi va bene il coprifuoco, ma ci diano la possibilità che in caso di pioggia possiamo portarli dentro. Decreto, è il caso di dire, dal clima preoccupante. Appunto, se dovesse piovere cosa succede? Li mandiamo a casa con i piatti in mano, gli facciamo metà conto, è un grave problema che nessuno al momento sa risolvere. Funambolica poi la situazione per chi il plateatico proprio non ce l'ha. Questa possibilità che danno di riapertura con tavoli all'esterno purtroppo noi non ne possiamo usufruire perché tavoli all'esterno non ne abbiamo. Domenico ha rilevato quello che ora è il suo bar a settembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'arrivo della crisi pandemica, ed ora sarà nuovamente costretto all'apertura per il solo asporto. Ci sono stati giorni che abbiamo incassato, non mi vergogno di dirle, 25 euro. Il coprifuoco alle 22 rimane, non si sa ancora per quanto. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i bassanesi. Nuove aperture del 26 aprile e nuovo DPCM, ma il coprifuoco delle ore 22 rimane. Ma rimarrà anche quest'estate? Vediamo cosa ne pensano i bassanesi. Stiamo andando via tutti di testa, prima o dopo, per cui non so neanche io cosa pensare. No, io sono contrario al coprifuoco alle 22, bisogna farlo fin verso le 23, temo che il governo andrà su una linea dura. Io spererei di no, perché qui non si può sapere, da un giorno all'altro si cambia sempre tutto, sicché speriamo di no, però certo che alle 22. Sono d'accordo perché prima di tutto viene la salute dei cittadini e poi viene il resto. Ma io penso che sia un pochino un'esagerazione, magari anche solo per il discorso della ristorazione, per poter fare le cene la sera e riaprire i ristoranti avrei spostato almeno di un'ora. È un'indecenza, cioè non se ne può più, ormai sono 2 anni che andiamo avanti. Io sono un imprenditore, lavoro nel mondo della notte, ristorazione e locali. Io non ho parole veramente, io non so come farà il turismo quest'estate nella regione Veneta, che la gente possa andare in ferie ed essere alle 10 rientrare a casa o tornare in albergo. Chi è che prenota? Tutti i miei amici facendo un giro di telefonato hanno detto che vanno tutti all'estero. La cronaca, ora una neonata è morta per cause al momento ancora sconosciute all'ospedale di Montebelluna, l'ha reso noto con un comunicato l'ULSS 2 della Marca che ha disposto appunto l'autopsia sul corpo della piccina. Solo l'autopsia già disposta sul corpo di una neonata morta alle 5:02 di ieri mattina all'ospedale San Valentino di Montebelluna potrà chiarire che cosa è accaduto veramente. Era appena venuta alla luce, la mamma trentenne si era presentata in ospedale con una gravidanza ormai giunta al termine, senza particolari problemi di gestazione. La notizia è stata resa nota dalla stessa ULSS, che ha voluto esprimere in un comunicato cordoglio e vicinanza alla famiglia. Si legge nella nota diffusa che la piccola è nata alle 2:59 dopo il ricovero della mamma in serata. Erano già evidenti i segni di sofferenza, la bimba ha presentato subito necessità di rianimazione neonatale, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari presenti. La sua morte è stata dichiarata alle 5:02. Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro tra tutti gli operatori coinvolti nel caso ed è stato programmato un audit con la direzione sanitaria. Un lutto che sarà davvero difficile da superare. È vicino ai genitori della neonata anche il sindaco di Montebelluna, Elso Severin. Ora si attende il risultato dell'esame autoptico, che certo non restituirà una figlia ad un padre e una madre, ma spiegherà perché una giovane vita è volata in cielo così presto. Avevano rapinato in centro a Rovigo una tabaccheria lo scorso 18 marzo. Incuranti della zona rossa, 2 malviventi armati di pistola erano entrati in pieno giorno nella rivendita, facendosi consegnare 600 euro in contanti e delle stecche di sigarette. A distanza di poco più di un mese la squadra mobile ha rintracciato ed arrestato, grazie anche ai filmati della videosorveglianza, 2 soggetti di Latina e Palermo. Un 26enne è stato fermato a Bologna, il complice 20enne in provincia di Reggio Emilia. Come trofeo della rapina avevano anche scattato delle foto con il telefonino. State appunto vedendo le immagini del colpo.
Ed ancora cronaca dal padovano: 450.000 euro di reddito di cittadinanza intascati abusivamente da 78 persone di Padova e dintorni. Non avevano i requisiti ma hanno presentato ugualmente la domanda, ora dovranno restituire i soldi. 78 persone residenti a Padova e nella cintura urbana denunciate per aver indebitamente intascato il reddito di cittadinanza, un danno di oltre 450.000 euro. Presentando online la domanda avrebbero dichiarato il falso in 2 punti principali, per esempio essere residenti in Italia da almeno 10 anni e non essere sottoposti a una misura di detenzione, tipo quella domiciliare. La Guardia di Finanza di Padova, incrociando i dati delle richieste, ha invece scoperto che una quindicina di persone erano state condannate per reati anche importanti. Furto aggravato, rapina, estorsione, riciclaggio, con numerosissimi precedenti di polizia. Possiamo di certo affermare che c'è una certa spregiudicatezza nei confronti di queste persone nel richiedere tale beneficio. Uno di questi, ai domiciliari, ha usato le ore di permesso proprio per andare al CAF a farsi compilare la domanda. Con il supporto dell'anagrafe e dell'INPS è emerso che gran parte dei beneficiari non era nota al comune di Padova, ma percepiva ugualmente il contributo mensile. Che 3 persone iscritte agli italiani residenti all'estero, 2 in Tunisia e 1 in Colombia, hanno presentato comunque la domanda. Ci hanno provato, a scapito degli onesti. Basandosi sul meccanismo dell'autocertificazione per snellire la burocrazia, di fatto se ne approfittano, perché i controlli massivi sono complicati, perché immaginate quanti numeri ci sono di dati da analizzare e quindi nel mucchio cercano di farla franca. Però la finanza c'è riuscita. Assolutamente sì, noi vigiliamo costantemente su tutte le domande di reddito di cittadinanza. Queste persone cosa rischiano, capitano? Rischiano pene che vanno fino ai 6 anni di reclusione. Dovranno restituire quanto percepito? Assolutamente sì, l'importo indebitamente percepito è stato subito bloccato e sono state avviate le procedure per il recupero delle somme. Ancora il Covid, gli effetti sulle imprese e sui lavoratori. Questa mattina davanti all'aeroporto Canova di Treviso, manifestazione dei lavoratori del settore aeroportuale. Quanto prendi al mese? 600 euro. Hai famiglia? Ho un mutuo e 3 bambini. Se ci togliesse il nostro 25%, che è il surplus del nostro contratto integrativo di secondo livello, noi arriveremo a 700 euro. Praticamente siamo stati sempre fermi. Noi qua stiamo per dare un messaggio forte e chiaro. Si tocca uno, si tocca tutti, perché tutti i lavoratori devono essere tutelati. Marta, Mina, Angelo, storie di lavoratori occupati in settori diversi, sicurezza, ristorazione, trasporti, pulizia, ma accomunati da un unico destino: la crisi innescata dal Covid e l'incertezza sulla riapertura dello scalo trevigiano. La stanno pagando loro, a cui è stato chiesto ancora uno sforzo in più. Il 5% sono quasi 300-400 euro in meno, è una famiglia con 1.300, cioè con 1.300-1.400 forse riesci ad andare avanti, ma con 1.000 euro come fai? Con tutti i sacrifici che sono stati fatti. C'è il rischio che ovviamente i lavoratori in esubero passino a Venezia, essendo un'unica società Aeres Retail, e quindi già a Venezia siamo tutti in cassa integrazione, lavoriamo 10 ore al mese. Il rischio è che poi ci sia appunto un esubero di dipendenti. Io sono sola con 2 figli a carico, in questo momento con cassa in deroga che non ci pagano e ovviamente attendiamo anche gli assegni, è molto preoccupante. Questi lavoratori sono fermi da un anno, 220 nel settore food a Venezia, 150 del retail, 140 in appalto nei comparti sicurezza e ristorazione al Canova di Treviso, che diventano 460 se sommati ai colleghi occupati a Venezia. Se ci chiamano al tavolo noi siamo pronti a discutere qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio. Ne abbiamo dato dimostrazione che siamo in grado di farli, però non accetteremo che ci tolga un cappello a nessuno. Alla manifestazione erano presenti i segretari generali di CGIL e Cisle-Will. Un anno di chiusura, dicono, ma anche di promesse, costi scaricati da Save e AR3 sui lavoratori. I sindacati vogliono poter discutere del piano industriale con Save a fronte di un master plan da 58 milioni di euro. Salviamo l'ospedale per chi vive a Venezia, appuntamento sabato mattina davanti al Civile per una manifestazione in difesa della struttura sanitaria. Che lo spopolamento della città va a braccetto purtroppo con il depauperamento del sistema sanitario locale veneziano, che fino a poco tempo fa poteva essere sostenuto anche dalla massa turistica, ma adesso non c'è più nessuno e siamo preoccupati perché siamo pochi. Noi vogliamo che il nostro ospedale civile sia funzionante e funzionale.
Per questo molti residenti sabato mattina alle 11 parteciperanno a una manifestazione organizzata da Venezia.com davanti all'ospedale civile. Siamo convinti che oggi l'ospedale civile di Venezia funziona se funziona il territorio. Noi abbiamo adesso, secondo le schede della Regione Veneto, 15 primari a tempo pieno e 18 primari, significa che lavorano a Mestre e quando hanno tempo si fanno una passeggiata a Venezia. Esiste una specificità veneziana che attiene alla morfologia, che attiene alla demografia. Il problema di Venezia è logistico. Qui abbiamo degli spostamenti che vanno fatti in maniera diversa, specifica, e sono più difficoltosi di una normale città con le macchine, perché siamo in acqua e quindi un trasporto eventuale di un malato in laguna assume sempre una diversità e una difficoltà. La preoccupazione dei cittadini è tanta, così come la speranza di essere ascoltati nuovamente. Già 2 anni fa, in virtù di questa mobilitazione, la Regione addirittura voleva chiudere l'ospedale e invece in virtù di un grande movimento siamo riusciti a salvare l'ospedale. Adesso invece bisogna preoccuparsi dei contenuti sanitari all'interno. Il virus circola tra gli studenti mentre sono crollati i positivi e i decessi nelle case di riposo. I dati forniti dall'assessore regionale alla sanità Emanuela Lanzarin, che ha annunciato anche l'elaborazione del piano per riaprire da maggio le visite nelle RSA. 1.409 studenti e 141 docenti positivi, 16.816 alunni e 1.245 professori in quarantena. I numeri di oggi dei contagi nelle scuole fanno capire come il virus circoli ancora e parecchio tra i giovani. Dall'inizio di gennaio, nonostante le molte settimane in DAD, ci sono state 6.281 positività e quasi 77.000 quarantene nelle classi, con 752 docenti positivi e quasi 6.000 in quarantena. Questo vuol dire che dobbiamo ancora essere molto attenti, vigili, e anche i progetti che noi abbiamo messo in campo, quindi le famose scuole sentinella che stanno funzionando molto bene sia per quanto riguarda le superiori ma anche per quanto riguarda le terze medie, ci sta dando uno spaccato importante che sarà anche fondamentale per l'organizzazione. Significativi i dati relativi alle RSA circa la protezione offerta dalla vaccinazione. Al 1° gennaio gli anziani ospiti delle case di riposo positivi erano 3.580, al 31 marzo il numero è sceso a 48. I decessi, che erano a gennaio 892, sono calati a 38. Un crollo importante che mette in evidenza come la vaccinazione sia una protezione reale. Proprio alla luce di questa situazione si sta lavorando al protocollo per la riapertura delle visite nelle case di riposo. La prevenzione ha predisposto delle linee guida sia per gli accessi delle visite ai familiari sia per i nuovi accessi, gli accessi degli ospiti che devono entrare in una struttura residenziale per anziani. C'è un'interlocuzione con le organizzazioni Euripa, UNEBA, che raccolgono tutte le varie strutture per anziani. Stiamo aspettando le loro osservazioni e poi saremo pronti per queste nuove disposizioni. Vaccinazioni nell'Ulsotto, appello agli over 70, prenotatevi, ci sono ancora posti liberi. Il mantra per uscire dall'incubo pandemia è vaccinare, e all'Ulsotto si continua a macinare strada nonostante i limiti creati dalla carenza di vaccini, le sospensioni di alcuni per le reazioni avverse e il conseguente riesame da parte delle agenzie sui vaccini. 2 le corti d'età che si vogliono chiudere entro il 2 maggio. Siamo messi bene con gli over 80 perché la copertura supera il 90% e stiamo completando la seconda dose. Mediamente bene con gli over 70, vorremmo una copertura maggiore. Circa il 62% su oltre 47.000 degli over 70 ha già ricevuto la prima dose di vaccino, ma all'appello ne mancano ancora almeno 16.000. Abbiamo aperto ulteriori spazi vaccinali proprio in questi giorni, in dipendenza dell'arrivo delle varie tipologie di vaccino, per cui ci sono posti, possono prenotarsi tramite il portale regionale gli over 70. Lanciamo un appello all'iscrizione perché vorremmo
completare il più possibile la prima dose agli over 70 entro il 2 maggio. Chiudere la corte degli over 70 con la prima dose consentirà alla macchina vaccinale di concentrarsi con la numerosa classe degli over 60. Intanto in casa è arrivato anche lo sdoganato con il via libera di EMA e AIFA del vaccino della Johnson & Johnson, un primo quantitativo di 1000 dosi, ancora poche per il fabbisogno. Ci è arrivato un quantitativo molto ridotto di dosi in questa fase iniziale, per cui stiamo valutando in quale setting usarlo e anche valutando anche le circolari ministeriali sul suo impiego. Un presidio vaccinale dell'Esercito entra a far parte della rete dei centri vaccinali dell'ULSS 6 Euganea. Già operativo il nuovo centro vaccinale nell'ex ospedale militare di Padova di via San Giovanni di Verdara. Una volta entrato a regime avrà una capacità vaccinale di circa 500 persone al giorno, parte della macchina vaccinale organizzata dall'ULSS 6 Euganea, volta a dare un'ulteriore risposta soprattutto ai residenti del centro storico. Le persone che appunto arrivano qua, vengono qua a vaccinarsi, si devono comunque iscrivere nel portale. E nel portale ci sono appunto le varie scelte di dove delle linee vaccinali ubicate nell'azienda Euganea, dove possono appunto vaccinarsi se ovviamente ci sono spazi liberi, e quindi entra completamente nel sistema. Polo vaccinale che sarà gestito dagli stessi sanitari militari. In questo presidio lavora il personale militare di questo dipartimento e altro personale in supporto. Abbiamo 5 medici e 5 infermieri più tutto il personale logistico. Siamo strutturati su 5 linee, più una linea esterna detta drive-thru che entrerà in vigore a breve e servirà per vaccinare direttamente al bordo della macchina il personale disabile. Per le vaccinazioni le fasi di accoglienza e osservazione post-inoculazione sono stati allestiti i porticati del chiostro grande, all'aperto ma protetti da eventuale maltempo. Qui campeggiano i gazebo necessari ai vari step vaccinali, oltre alle postazioni di sosta e di eventuale emergenza. Per chi dovesse raggiungere il punto vaccinale in auto è a disposizione anche un'area parcheggio nel cortile dei missionari comboniani. Nato con il via libera del generale Figliuolo e del ministro della difesa Guerini, il punto vaccinale è stato inaugurato alla presenza del colonnello Sergio Garofali, direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, dall'assessore regionale Emanuela Lanzarin, dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Papa Francesco ha telefonato al cappellano dell'ospedale di Schiavonia, Don Marco Galante. Da mesi il sacerdote padovano è al fianco dei sofferenti per il Covid e aveva scritto una lettera al pontefice mercoledì mattina, la chiamata di Papa Bergoglio. Dopo mesi di impegno quotidiano tra i malati del reparto Covid dell'ospedale di Schiavonia, quella telefonata che, se non ti cambia la vita, ti dona coraggio e nuove energie per sostenere ogni giorno la fatica di confortare i sofferenti. Don Marco Galante, cappellano a Schiavonia, non dimenticherà quei 4 minuti e mezzo al telefono con il pontefice. È stata un'emozione molto forte e sentire la sua voce molto calma, pacata, la sua voce rassicurante, paterna, e aveva in mano la lettera che gli ho inviato, nella quale ho parlato dell'ospedale di Schiavonia, e mi ha chiesto appunto com'è la situazione, si è informato, ha voluto sapere come sta andando, e grazie a Dio le notizie in questi giorni sono anche notizie un po' più positive rispetto ai mesi passati. Don Galante, che tra l'altro è il titolare di 4 parrocchie di Monselice, Marendole, Caoddo, Schiavonia e San Giacomo, aveva scritto una lettera a Bergoglio a nome dei ricoverati per Covid-19 e il Papa, ricevuta la lettera, ha preso in mano il telefono per ringraziare Don Marco. La cosa più bella, più forte che mi ha detto il Papa è quella: mi raccomando Don Marco, non viva mai per abitudine l'essere accanto alle persone ammalate. E questo per lei e per tutti gli operatori che vivono ogni giorno accanto alle persone ammalate. Mai per abitudine. Ecco, penso che sia il messaggio più bello che ci viene da questa sorpresa, da questo dono, che non è per la mia persona, ma è per tutti i preti che lavorano negli ospedali
e per tutti gli operatori medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi, tutte le persone che portano avanti questa realtà. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon proseguimento con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Mentre il fronte instabile si sposta al centro-sud, al nord torna lentamente a salire la pressione atmosferica. Venerdì 23 aprile sarà infatti una giornata di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile. Al mattino sarà possibile soltanto qualche foschia o nebbia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento dappertutto, cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse, qualche addensamento sui rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature in aumento, minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato, cielo limpido, qualche velatura in prossimità dei monti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 19-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata di sole, salvo per locali annuvolamenti, ma senza piogge. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.